Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica dichiara che dal 20 al 25% degli interventi si fanno con ragazzi che hanno meno di 19 anni. Questa idea di metabolizzare il concetto del corpo, del bastarsi, del poter dire che vado bene comunque, o comunque che devo stare dentro un principio di realtà che è faticoso, ma ci devo stare dentro. Mi fermo sul binge drinking, gli spritz in piazza. Binge drinking vuol dire abbuffata alcolica. La buffata alcolica è quando bevo 6-7 spritz in continuità, senza diluirli, senza diciamo intercalare con del cibo, ma anche con delle attività. Chiaro che uso quest'alcol qui per cominciare a sballare. Loro dicono proprio per divertirsi, perché è disinibente, perché a loro pare di essere più così socialmente riconosciuti, hanno tutti i loro motivi, poi li vediamo. Possiamo anche discuterli, ma non serve, dobbiamo prendere atto che loro hanno dei motivi per cui fanno queste cose. E normalmente non è perché stanno male, normalmente è perché vogliono divertirsi, per cui vanno ad indagare l'area del piacere, non della sfida. Loro sono lì per divertirsi, ok? E mi fermo anche sull'uso di farmaci e sull'abuso di farmaci. Introduco un altro elemento che ci servirà adesso. Guardate che ormai usare sostanze è normale. Non c'è più nessuno che si scompone, non c'è più nessuno che dice qualcosa. Sul gioco d'azzardo è normale. Non so se voi sapete che 15 giorni prima che chiudesse il governo Monti, senza che nessuno fiatasse, io ero giù al ministero perché stavamo trattando per delle cose, hanno permesso che le sale da gioco con le slot machine e con tutto potessero anche essere adiacenti alle scuole. Allora, sicuramente assistiamo a due fenomeni importanti. Da un lato a una precocità nell'età di sperimentazione. Ormai si viaggia intorno ai 13-14 anni, per esempio per l'uso della marijuana, della cannabis, sicuramente delle sigarette e sicuramente dell'alcol, per cui c'è una precocità che non fa parte della storia del consumo. Da un altro lato, l'altra possibile novità è il fatto che c'è una poliassunzione, cioè si transita in diverse sostanze, non si ha una sostanza d'elezione e queste sostanze sono sempre di più. Ne abbiamo classificate a livello di stato di allerta europeo almeno 770, per cui vuol dire che non sono tutte sostanze illegali, ma sai, adesso si può sballare anche usando farmaci e superalcolici, usando inalanti, ma diciamo che una delle sostanze cancelletto, una delle sostanze di fondo, sotto traccia, che troviamo sempre, è sicuramente l'alcol. Che cosa può fare la scuola, cosa possono fare i genitori? Io credo che accompagnare un adolescente a crescere sia saper sempre calibrare la giusta distanza, per cui non è né stargli sul collo, a un fiato sul collo, né però neanche abbandonarlo, allontanarlo troppo, per cui sta nella maturità, nell'equilibrio dei genitori riuscire a calibrare, no? Quanto riuscire a svincolare, quanto tenere vicino. L'altro elemento che secondo me deve essere sempre sotto osservazione è la capacità di collaborare, di riuscire a dialogare in maniera fruttuosa con la scuola, ognuno rispettando il proprio ruolo, perché gli insegnanti fanno gli insegnanti e i genitori devono essere concentrati a fare i genitori. Questa sera dicevo, i genitori non devono essere concentrati a fare gli insegnanti, le mamme a controllare i compiti dati dai professori o i papà a discutere con gli allenatori, ognuno deve fare il suo, nell'ottica di una comunità educante, cioè di essere adulti significativi, capaci di farsi carico della generazione dei più piccoli, tutti insieme però. Come possono comportarsi concretamente i genitori quando il figlio di 15-16 anni chiede di poter andare a prendere una birra o uno spritz con gli amici, oppure quando si trovano le sigarette nella giacca? Io penso che comunque bisogna parlarne, non si può far finta di niente, la cosa va affrontata. Sarà sicuramente da sostenere un conflitto, si dovrà arrivare a una mediazione, però siamo chiamati a dare la nostra posizione e a stabilire dei confini.
L'altra cosa che si può fare è sempre continuare ad osservarli, il che vuol dire che se un ragazzo torna a casa tardi alla sera posso anche solo chiedergli: vieni a salutarmi prima di andare a letto, e in questo saluto, in questa capacità, in questo contatto, osservare in che stato è. Io sento di mamme che entrano in camere dei ragazzi alla domenica pomeriggio che sono delle camere a gas. Allora voglio dire, se una persona ha bevuto, se una persona sta male, o non vuoi vedere, o se vuoi vedere devi cercare di affrontare il discorso e farti aiutare. Che cosa può fare la scuola contro le dipendenze? Qui in Barbarigo già da parecchi anni mettiamo in atto una serie di progetti e usufruiamo di proposte del comune, della provincia, della regione, dell'ASL, e proposte che vengono calibrate a seconda dell'età dei ragazzi, li chiamiamo progetti salute. Il primo anno sia della scuola media inferiore che della scuola superiore ci rivolgiamo ad esperti di tabagismo, il secondo anno lavoriamo sull'alcol, il terzo anno sull'educazione stradale in senso lato, e anche quest'anno difatti sono venuti i vigili della polizia municipale che ci avevano fatto questa proposta. L'incontro di questa sera, che poi invece è il proseguo dell'incontro che è stato fatto la volta scorsa, la settimana scorsa con i ragazzi, fa un po' da corollario a tutta questa serie di progetti che noi abbiamo messo in atto. E del resto noi siamo perfettamente convinti che l'aspetto su cui puntava la dottoressa, cioè quello della prevenzione, sia veramente un aspetto vincente. Non dobbiamo lasciarci così condizionare da quelli che sono a volte dei risultati non inerenti alle nostre aspettative. La prevenzione ha senz'altro un valore importante e prima di tutto dobbiamo essere noi educatori a crederci veramente. L'esperienza di questa sera con educatori, cioè sia insegnanti che genitori, penso che sia anche una situazione che possa poi darci delle prospettive valide per il futuro.